La partita della macroregione non è nulla di illegale e peraltro conforme ai dettami comunitari, è la condivisione di buone pratiche e di strategie. Un esempio per tutti: se si fa una strada non capisco perché non possa collimare tra una regione e l'altra, oppure decidere di fare assieme Expo 2015 e molte altre iniziative, ad esempio gli aiuti alle imprese. Noi stiamo discutendo di fare delle azioni comuni per gli aiuti alle imprese dei nostri territori. Presidente, si è parlato di referendum sull'indipendenza, qualcuno parla di Veneto a statuto speciale, non è più percorribile forse questa seconda strada dell'indipendenza? Ma io, guardi, sono convinto che a Roma non sia più nulla di percorribile, perché tanto così di autonomia in più al Veneto vuol dire bancarotta nazionale, perché i soldi ce li abbiamo noi. L'autonomia data a noi vuol dire mandare meno soldi a Roma, e a Roma sono come le cavallette, divorano tutto, no? E per cui penso che non sia neanche il problema. Se ci dessero subito lo statuto speciale, chi è che lo rifiuta? La verità è che è una balla, una delle tante balle. La protesta dei forconi allora sta ancora continuando, però forse sta rallentando. Lei a questa gente cosa dice? Che consigli gli darebbe? Guardi, io non sono nelle situazioni di dare consigli ad altri, ho difficoltà anche a darli a me stesso. Dico che mi spiace se la protesta dovesse chiudersi e spegnersi come una candela. Penso che è fondamentale che innanzitutto non nasca una guerra tra poveri, nel senso veneti in coda contro veneti che fanno fare le code. E dall'altro è necessario che ci sia un punto di caduta, perché se il punto di caduta in una protesta come questa è solo ideologico non si porta a casa nulla. Quindi qualcosa di concreto bisogna chiedere, perché deve diventare il momento della discussione. Vuoi l'autonomia, vuoi l'indipendenza, vuoi non pagare più tasse, vuoi quello che vuoi, però bisogna che ci sia una cosa che sia codificata e che abbia un inizio e una fine.